Va ora in onda Cultura e Arte con il professore Andrea Rognoni. A te la linea, Andrea. Grazie Sveva, oggi parliamo dell'appuntamento calendariale di domani che recita così: Madonna del Rosario. Poi riniziamo la rassegna zodiacale con la bilancia, che non dimenticatelo mai, gli antichi chiamavano Libra. Libra è una espressione latina che sicuramente rende molto bene il peso della bilancia come segno e come carattere. Poi avremo modo di approfondire la questione dei cosiddetti mondi perduti. Cosa intendiamo per mondi perduti? Intendiamo tutti quei luoghi, quei miti, quelle immagini della fantasia che appartengono alla tradizione popolare e che spesso e volentieri il mondo razionalista considera parto di qualcosa che non ha niente a che fare con la realtà. Di questi mondi perduti molti studiosi del mondo esoterico hanno parlato in vari libri, in vari modi, in varie forme. Oggi esiste sicuramente il mondo dei social, che è ricchissimo di questi spunti. Mi rendo conto perfettamente, sono io il primo a dirlo, spesso e volentieri ci troviamo di fronte a ciarlatani e buffoni, però un conto è la ciarlataneria, un conto è, proprio come nello spirito di questa trasmissione in parte, è quello di riuscire a capire quali sono gli argomenti di fronte ai quali, diciamo così, la ragione, la logica, il pensiero scientifico non riesce a dare una spiegazione reale. Poi affronteremo la questione dei dialetti, da qualche puntata non ne parliamo. Abbiamo intervistato anche dei personaggi come Brian Sciretti, che si dà da fare sul mondo Wikimedia, ma così quest'autunno deve aprirsi con una riflessione più generale sullo stato dell'arte, si dice, che riguarda i dialetti. Infine, per la musica leggera e dintorni, Emma ed Elisa, due grandi cantanti che piangono spesso e volentieri. Elisa piange per motivi politici e, diciamo così, legati al destino dei popoli. Emma piange per questioni più personali. Questi pianti fanno bene sicuramente alle loro anime, non sempre convincono gli ascoltatori o gli spettatori, ma anche questo fa parte di quel mondo popolare che ha bisogno di sfoghi, ha bisogno di manifestazioni, vere o false che siano. L'importante è che in qualche modo ci sia una compartecipazione teatrale rispetto a questi personaggi che hanno acquisito una carica, un carisma, una carica di VIP tale che la gente non può più fare a meno di sapere tutto di loro. Bene, la Madonna del Rosario. Che cos'è il Rosario? Il Rosario è un insieme di cosiddetti misteri che vengono recitati nella misura di 20 volte, ciascuna delle quali composta da 10 Ave Marie, da un Pater e da un Ave Gloria. Come al solito l'avvertenza: stiamo parlando di questo mondo religioso a livello anche rituale, non perché vogliamo, come dire, propagandarlo e pubblicizzarlo, ma perché è bene conoscerlo nelle sue forme anche più articolate e intime, in nome di una cultura popolare che spesso e volentieri tende a scomparire. Sappiamo perfettamente che il mondo giovanile di oggi, adolescenziale e giovanile,
non solo non è più interessato all'esercizio di simili funzioni, ma le dileggia ampiamente. Le dileggia come retaggio di superstizioni medievali, forme di culto fanatico, e sostituisce tutto questo con altre credenze, altre ossessioni, altri miti. Senza discutere il valore alternativo e tenendo sempre presente che il mondo ha bisogno di andare avanti e quindi questa dialettica, questa dinamica ha un suo senso, è pur vero appunto che la non conoscenza delle forme tradizionali di fede o di rapporto con la dimensione spirituale ultra impediscono probabilmente a taluni di riuscire a concepire alcuni aspetti dell'esistenza che pur sono importanti. Siamo tutti d'accordo sul fatto che la dimensione politica ha un suo peso, che la compartecipazione ad attività a sfondo sociale o culturale in senso lato sia importante. Però non possiamo dimenticare che c'è come un angolo, un recesso della nostra coscienza che non può paradossalmente fare a meno di credere. Non so se l'oggetto della credenza sia reale, ma il problema è che se noi non crediamo, rischiamo di vivere peggio. È un paradosso, uno dei tanti paradossi già individuati, pensate un po', dalle religioni antiche, dalle mitologie greche e romane, e sotto questo punto di vista l'evoluzione che c'è stata col cristianesimo non ha però tolto il problema di base che rimane appunto più o meno forte. Il rosario, vi dicevo, è una preghiera piuttosto lunga appunto, che viene articolata così in 20 tappe, si chiamano misteri proprio perché si accede attraverso il rosario agli aspetti più impalpabili della dimensione religiosa. Si accede per esempio alla figura di Maria, una figura che ultimamente, diciamo così, con gli ultimissimi due papi non sembra avere più quel ruolo dominante che aveva fino a 20 anni fa circa, ma tutto questo non toglie nulla ovviamente alla sua importanza, che per il mondo cristiano rimane basilare, fondamentale, come un po' la base di un piedistallo. È importante anche ricordare sul piano storico, ho sempre chiesto a gran voce, a scuola bisogna istituire un'ora di storia delle religioni, antropologia religiosa, che ovviamente valga come conoscenza generale su tutte, compreso il cristianesimo. Ebbene, nella storia del cristianesimo noi troviamo un passaggio epocale che è il bassissimo Medioevo, inizio dell'età moderna, fra 400 e 500. Lì accadono delle cose importanti, le prime apparizioni di Maria e il recupero complessivo, robusto, quasi prepotente del ruolo della Vergine in varie forme, con apparizioni consistenti che andranno avanti per tutta la modernità, ma anche con l'istituzione del rosario. Quindi l'istituzione appunto di questa particolare preghiera che prende spunto dal rosario, appunto da un giardino di rose. La rosa era già stata importata nel Medioevo, basterebbe pensare al libro Il nome della rosa, insomma, che poi si rifà alla declinazione del nome, ma più in generale ovviamente e in chiave più religiosa, il fiore si assimila bene al concetto di una certa femminilità,
che ora nel 2025 appare decisamente in crisi sotto le bastonature impietose della cultura woke, ma che è stato importante nel corso del periodo del tempo. Poi fra 500-600 nascerà il culto del Sacro Cuore, che è legato comunque al rosario, perché il Sacro Cuore di Gesù viene raggiunto in chiave di connessione profonda attraverso appunto la preghiera. Il rosario invita quindi a questo rapporto più forte e diretto con la Madre di Gesù, e si chiedono alcune grazie. Una avvertenza che sembra una banalità. Secondo la cultura popolare il rosario è anche e soprattutto un oggetto, una coroncina con appeso una croce, che secondo la tradizione va tenuta sotto il cuscino. Perché il rosario, la corona del rosario va tenuta sotto il cuscino? Perché durante la notte, sempre secondo questa tradizione religiosa alla quale si può credere, si può non credere appunto, ma va conosciuta in alcuni aspetti importanti che, ripeto, costituiscono una base informativa, non formativa, informativa, né più né meno di sapere come mai i templi come vi dicevo l'ultima volta, di Diana o di Venere erano costruiti in una certa maniera. Allora, sotto il cuscino, durante il sonno, diciamo, l'energia mentale di chi dorme viene raggiunta in qualche forma beneficata e redenta dalla forza contenuta nella coroncina. Quindi ovviamente questo uso è andato indebolendosi progressivamente, e francamente se dovessimo fare un'inchiesta o una statistica troveremmo che poche persone, sia di sesso maschile che di sesso femminile, attualmente tengono la coroncina del rosario sotto il cuscino. Questo rapporto diretto, che rasenta evidentemente una forma quasi di fanatismo e di ossessione, appunto, che è un rapporto corporeo, che è un rapporto carnale, come tantissime cose della cultura popolare. La cultura popolare accede alla spiritualità attraverso la carne. La cultura popolare è fatta di feste in cui si mangia. La cultura popolare è fatta di credenze che partono sempre dal fiorire o dal fruttificare qualcosa di oggettivamente palpabile. Ecco, non si basa su un'astrazione, e in questo ovviamente si oppone a una cultura dotta che invece parte dall'astrazione per arrivare alla materia, al contrario. Quindi quella coroncina viene vista, del rosario appunto, viene vista come oggetto sacro a funzione esorcistica. Durante il sonno non si devono avere incubi, non si devono avere brutti pensieri, non si devono avere apparizioni o soluzioni fantasmatiche legate a forze sataniche, che quindi lascio alla vostra immaginazione. Tutto questo appartiene proprio a una robusta tradizione che appunto va perdendosi. Nessuno sta dicendo di recuperarla, ma va appunto conosciuta la base di tutto questo discorso per capirne francamente il senso. E infatti la coroncina la mattina veniva tolta dal sottocuscino, dal lenzuolo, dal letto, e posizionata direttamente nelle mani del credente, del fedele, a partire dalla camera per andare in altre zone della casa che ricorderete tutti una volta era piena di oggetti sacri,
c'era proprio un dilagare di oggetti sacri di varia natura, rappresentanti di Gesù, santi e quant'altro. Diciamo che non ho nessuna remora a ritenere che in Italia l'eredità di questo discorso sia ancora in parte presente più al sud che al nord. Questo non ha di per sé un significato di valore o meno. Certamente nel mondo padano, a livello rurale, la persistenza è stata, specialmente in Veneto, molto viva. Ora si è indebolita, si è infiacchita proprio per la impossibilità da parte del cervello giovanile di capire queste cose, per ignoranza, per mancanza di fede in se stessa. Ma intendiamoci qui, io sono sempre, mi pongo sullo spartiacque fra fede e conoscenza come insegnante, e ritengo appunto che la fede può essere il risultato di una conoscenza, no? Come in effetti la conoscenza può anche generare una non fede, ma l'importante è che ci sia prima una conoscenza per poter decidere quello che noi facciamo ogni giorno. Detto questo, poi nel recitare il rosario, ripeto, è domani, 7 ottobre, la Madonna del Rosario, quindi la Madonna che favorisce la gestione di questa pratica religiosa. Nel recitare il rosario, ci sono atteggiamenti di concentrazione mentale che non sono molto lontani dagli esercizi yoga, perché esiste un parallelo fra le religioni, e quindi così come nell'esercizio yoga la concentrazione va tenuta al massimo livello, così per quanto riguarda il rosario, cioè il rosario generalmente non viene recitato distrattamente mentre si prepara la cena, mentre si conversa con le altre persone, mentre si svolgono altre attività di pulizia o di conservazione della casa. Però ecco, c'è un però molto importante: il rosario per tantissimo tempo è stato recitato in chiesa. Siamo arrivati al punto in cui non si va più in chiesa per il rosario, o si va molto meno rispetto a una volta. Ripeto, io sto semplicemente raccogliendo dati dalla realtà, non li sto giudicando. Questo è accaduto per quale motivo, no? Per quale motivo la gente, una minoranza si intende, si parla addirittura oramai del 30-40% degli italiani che va in chiesa anche alla messa, ma non si va più per recitare il rosario come una volta. Cioè, una volta, in certe ore del giorno, specialmente pomeridiane, veniva recitato in chiesa il rosario, e quindi, attenzione, assumeva una ritualità, caratteristiche di ritualità collettiva, cioè il fatto appunto che secondo la tradizione popolare c'è molta differenza fra recitare il rosario da solo e recitarlo assieme agli altri. Questo perché il senso della comunità è andato perdendosi nel mondo cristiano, è un po' più forte nella versione ortodossa, Europa orientale, e ovviamente è ancora molto forte in altre religioni come quella islamica. Ma nel complesso la recita del rosario aveva anche una dimensione musicale che la recita individuale non ha più, perché io nella recita individuale del rosario ascolto solo me stesso, sto ascoltando me stesso, no? Ave Maria, piena di grazia, eccetera, eccetera. Non sto ascoltando altre persone e non compartecipo alla coralità. Ecco, la perdita della coralità nella tradizione popolare, data da diversi secoli progressivi, pensiamo anche ai cori greci. I cori greci erano cori o legati a ritualità religiose negli antichi templi, o legati ai drammi che venivano, alle tragedie proprio, no?
di Eschilo, di tantissimi altri protagonisti, che sicuramente Eschilo non era un drammaturgo, ma aveva per primo teorizzato la forma della tragedia. Poi i veri e propri scrittori di drammi avevano scritto per l'antica Grecia delle meravigliose soluzioni teatrali che prevedevano il coro. Ecco, il coro, perché ha importanza il coro? Perché è la forma, pensate anche ai cori alpini ovviamente, pensate a chi fa coro ancora oggi nelle chiese, ma più in generale chi svolge attività di coro per la musica anche leggera. Poi ovviamente una volta c'era quel coro della Orlandi che accompagnava le canzoni ed era la dimostrazione che c'era ancora una dimensione collettiva della musica leggera che oggi non esiste più. Però il coro è soprattutto un rapporto collettivo con la dimensione trascendente. E quindi il coro del Rosario è andato morendo progressivamente, è andato diminuendo in maniera drastica, proprio perché non c'è più la dimensione comunitaria, sulla via di quell'individualismo sfrenato, quell'egocentrismo, quel solipsismo che caratterizza le nostre giornate. Quindi il Rosario assumeva questa funzione comunitaria che oggi non ha più, neppure nelle versioni ottimistiche di chi sicuramente ancora pochi lo recitano in casa, o lo recitano da soli o lo recitano in compagnia. Vedo sui social la recita del Rosario che viene officiata da persone prevalentemente femminili, però ci sono anche dei maschi che si rivolgono a spettatori dei social che nelle rispettive case, no, pregano assieme agli altri. Non so se tutto questo, poi riprenderemo il discorso su social, TikTok presto, come spacchettamento del mondo, però non so se se la forza di questa interconnessione, ecco, telematica del Rosario sia paragonabile alla forza del recitarlo collettivamente in chiesa. Lo dico non come credente, lo dico proprio come fisico, come misuratore di forza fisica, no? Sapete che sono usciti ultimamente dei libri interessanti che ritengono che si possa decifrare attraverso la scienza fisica della fisica, no? La fisica come scienza, tutte le cose che avvengono nel mondo. Riprenderemo anche questo aspetto che comunque è correlabile alla cultura popolare, intendiamoci, no? Quando parliamo di scienza, la scienza affonda le sue radici comunque in intuizione della cultura popolare, non crediate. E nella misura in cui abbandona quella cultura popolare, spesso e volentieri la scienza va a finire a rotoli, perché non coglie più il senso ultimo della realtà. Detto questo, e finendo un po' il cerchio sul Rosario, abbiamo detto sabato, grazie all'apporto inimitabile di Marco Tonini, che la Madonna del Rosario viene chiamata volgarmente in senso socioculturale Madonna di Lepanto, perché appunto fu pregata in quell'occasione e più in generale appunto la ricorrenza ci riconduce a quel 7 ottobre reale, storico, in cui avvenne la battaglia di Lepanto. Allora questo significa che la recita del Rosario, attenzione, questo passaggio è fondamentale, non solo ha forza esorcistica, cioè contro le energie malefiche di natura demonica, Belzebù, Satana e compagnia bella. Abbiamo citato l'altra volta San Michele Arcangelo sotto questo punto di vista, ma ovviamente la forza del Rosario arriva da una dimensione femminina della realtà, quindi in un certo senso dal più profondo della energia generatrice e rigeneratrice. Ma è anche la preghiera del Rosario, è anche una difesa che può essere adottata, difesa, non attacco, si badi bene, difesa rispetto all'attacco invece di altre religioni che
che evidentemente non sono fondate su queste figure magistrali, ecco, che sono Maria e Gesù. Sono religioni, e in particolare quella musulmana, che rispettiamo nella sua essenza profonda. No, mancherebbe altro. Le religioni vanno rispettate tutte in sé, è il modo con cui vengono diffuse che si può contestare. Scusate, rido per non piangere, si badi bene, rido per non piangere, per avere la forza di andare avanti. Però, ecco, a Madonna del Rosario può essere uno strumento potentissimo per impedire che qualcuno o qualcosa mal consigliato o diretto, diciamo, verso una dimensione distruttiva della realtà, ecco, appunto usi altre religioni per soffocare, reprimere, distruggere, annientare, annichilire, stendere, stoppare, direbbe Briatore, la nostra fede, la nostra cultura, la nostra religione. Quindi attenzione a quella coroncina lì. Può essere, lo dico a livello informativo, si badi bene, no? La dimensione del mio parlare è laica, decisamente laica, si badi bene, però a livello informativo, anche dal punto di vista laico, non posso tacere appunto la presenza di un'energia eccezionale di difesa, no? Per salvare appunto la religione cristiana, e di conseguenza anche alcuni spunti, alcuni principi che possono anche essere politici in senso alto, no? La libertà, l'identità, no? Il senso della nostra comunità occidentale, quindi salvare l'Occidente nella sua interezza, nella sua essenza, nella sua profondità, in quella storia che io vi ho stralciato, che vi stralcio ogni tanto, di affanni e di riprese, di cadute e di rilanci, che costituisce il nervo ultimo di una scommessa rispetto al senso da dare alla nostra vita, alle nostre cose, per come siamo stati educati, per come siamo stati cresciuti. Val bene il progresso ci deve essere, il mondo deve cambiare, ma non possono essere tagliate le radici, non possono essere distrutte diciamo le credenze popolari sulle quali appunto il nostro Occidente, la nostra Italia e la nostra Padania, tra un po' ci arriviamo a riprendere questo discorso in chiave di dialetti, presenta come forma prevalente di essenza, di vita, di esistenza, di amore, di fede. Arriviamo al break allora. A dopo il break. The room was completely... Stanco di perderti i tuoi programmi radiofonici preferiti? Vorresti la tua musica, le tue voci amate sempre con te, ovunque tu vada? Radio Libertà, l'applicazione che trasforma il tuo smartphone e tablet nella tua radio personale. Scaricala ora, è gratis per i dispositivi Android e iOS. Avrai tutta la programmazione quotidiana di Radio Libertà a portata di mano. Scopri di più su radiolibertà.net. Semplicemente la tua radio. Sempre più liberi con La Tua Radio è il nuovo sito che mette in prima pagina opinioni, firme, notizie, uno sguardo nuovo e originale sui fatti che ci circondano. Il nuovo quotidiano online. Semplicemente radiolibertà.net. Un nuovo modo per sostenere la tua radio. Visita radiolibertà.net. Ti basta un click e potrai versare il tuo contributo volontario direttamente online. Potrai donare con ogni tipo di carta di credito, anche prepagata. Ti aspettiamo online su radiolibertà.net. Sostieni la tua radio con il tuo contributo volontario. Radio Libertà. La tua radio. Diamo voce alla nostra gente. A te la linea, Andrea.
Grazie, allora passiamo alla segno della bilancia, pure in chiave brevissima, perché abbiamo tanti argomenti oggi, casomai lo riprenderemo. Siamo entrati nel segno della bilancia, governato da Venere, secondo la tradizione astrologica. Sempre pensare che la tradizione astrologica appartiene comunque al mondo della tradizione nella sua complessità, non deve essere visto come opposizione al mondo religioso. Sono due realtà complementari. È ovvio che un abuso, un uso negativo, un uso sbagliato, specie in chiave di fanatismo previsionale, predittivo, distrugge l'essenza stessa dell'astrologia. La vera astrologia non è predizione, non è divinazione, perché solo Dio può conoscere il futuro. La vera astrologia è studio del carattere sulla base delle conoscenze astronomiche e psicologiche, sulla base appunto di un approfondimento della mitologia o anche della religione stessa, ma sempre tenendo conto che appunto nel cielo sono iscritte le basi di quelli che sono le fondamentali conoscenze e realtà fenomeniche del mondo. La bilancia, abbiamo detto, governato da Venere, perché Venere è l'antica dea che corrobora sicuramente la bellezza e l'amore, quindi sicuramente, diciamo così, sappiamo e lo ripetiamo che poi bisogna vedere l'ascendente, la luna, i pianeti e compagnia bella, ma il sole, perché quando parliamo di segno del sole, si presenta per i bilancini votato a una realtà in cui la dimensione della bellezza, della giustizia e dell'amore sono fondamentali. Ecco, poi possono essere declinati in varia forma, anche contraddittoria, ma sono prevalenti rispetto a tutto il resto. Quindi innanzitutto la dimensione estetica, che per la bilancia è fondamentale, laddove per la Vergine è più importante che il segno precedente, più importante la realtà mentale delle cose, la realtà mercuriale delle cose. Per la bilancia invece è molto importante l'apparenza, ma non in contrasto con la sostanza, ma come chiave d'accesso per la sostanza stessa. Quindi l'apparenza è anche l'arte, sicuramente l'arte, in tutte le arti, in tutte le sue forme, ma è anche la bellezza umana, appunto legata a Venere, in quanto la bellezza che non è soltanto una bellezza ordinaria, cioè del come ti vesti o come sei, come tratti fisici, ma è una bellezza che trapela attraverso il comportamento, il modo di essere, il modo di fare. Ecco, tutti questi elementi sono fondamentali appunto in una chiave di giudizio che riporta appunto a quell'oggetto, la libra, abbiamo detto, l'antica libra è appunto una bilancia dove si pesano le cose. Ecco, il concetto di peso ci richiama alla giustizia, altro fattore chiave dell'elemento bilancino come sole, quindi come coscienza di essere, di esistere. Senza la giustizia la vita non può andare avanti, perché evidentemente si crea l'anarchia. Se c'è un segno che è contrario a una dimensione anarchica, troppo libertaria, individualista della realtà, è proprio la bilancia, perché ha un grande senso sociale, una dimensione sociale, amorosa ma anche sociale dell'essere. Del resto senza l'amore non si crea la società, e senza la vita sociale non si crea l'amore, e via via dicendo. Ecco, strutturate questo discorso sempre declinandolo poi in termini più individuali, che sono legati, abbiamo detto, ad altri elementi, perché è pur vero che se una persona nasce bilancia, cioè fra il 23 settembre e il 22 ottobre, però può essere appunto con un certo ascendente, con una certa luna, che per la donna è fondamentale. La luna è il vero carattere femminile, quindi noi lo possiamo sapere soltanto consultando le effemeridi. E bilance famosissime anche abbiamo avuto fra i pensatori, basterebbe pensare a Nietzsche, ma tantissimi, adesso non voglio far nomi perché chiaramente qua si finisce per diventare un po' diciamo nominatori e nomenclatori, non è il fine di questa trasmissione, però sicuramente abbiamo anche tantissime attrici della bilancia, da Brigitte Bardot a Loretta Goggi, cioè persone che sicuramente hanno fatto
della bellezza non è un giudizio reale, perché sapete benissimo che è soggettivo, ma del problema della bellezza, la chiave della loro esistenza, e non solo in termini narcisistici, perché forse come narcisismo scivola di più sulla buccia di banana, come dire, il cancro o il leone. Ma più in generale, e avremo modo comunque di ritornare, perché appunto ora che arriva il 23 ottobre, quando finisce il segno, ci sono altre trasmissioni, il senso della giustizia può essere esercitato anche attraverso la magistratura, però la magistratura è una decisione che deve essere legata anche ad altri elementi zodiacali, chiaramente, come il Sagittario e compagnia bella. Ma il concetto di riuscire a giudicare il mondo sulla base appunto dell'armonia e quindi anche di un impegno morale che permette alla società di andare avanti in forma organizzata e precisa, è sicuramente una chiave bilancina. Benissimo, adesso passiamo ai dialetti, come vi ho preannunciato. Perché voglio fare questa breve riflessione? Perché sicuramente questa radio, diciamo sicuramente anche alcuni movimenti di vostra conoscenza in Italia hanno dato molta importanza al dialetto. Io stesso, assieme ad altri argomenti, per la mia natura eclettica, quindi anche dispersiva se volete, non è un'autocelebrazione, mi raccomando, non prendetela così, però ho esercitato appunto la dialettologia in forma palese attraverso libri, conferenze, convegni, dirigo il centro regionale della cultura lombarda e via dicendo. Possiamo dire che la storia dell'interesse per il cosiddetto dialetto, che noi preferiamo chiamare lingua locale, però ci intendiamo sul contenuto, ha avuto diverse fasi naturalmente. Una fase che potremmo chiamare popolar marxista negli anni 60, 70, inizio 80, laddove evidentemente l'uso della lingua locale, del dialetto, veniva contrapposto all'uso della lingua italiana da parte dei primatori capitalistici, dei padroni o delle persone appartenenti a una borghesia ricca e sfacciata. Poi si è passati a una visione diversa che è molto legata alla prima forma di leghismo, che è quella laddove evidentemente appunto nel richiedere autonomia per le regioni o per le macro regioni si è voluto pigiare l'acceleratore proprio sull'uso consistente, sostanzioso della lingua locale o regionale rispetto alla lingua italiana. Ecco, lì magari si sono raggiunti dei toni a mio parere eccessivo. Mi spiego. Cioè l'uso e l'esercizio della lingua locale, che va promosso in tutte le forme a partire dalla scuola primaria, non è alternativo alla lingua italiana, non è una sfida contro la lingua italiana di Dante, di Petrarca, di Foscolo e di Manzoni, è un accesso alla complementarietà popolare, di base popolare, che non può fare a meno appunto della lingua locale. Ma questa interpretazione non è un'interpretazione marxista, socialista e comunista, è un'interpretazione liberale, libera, radio libera, laddove evidentemente non puoi tarpare le ali a chi vuole esercitare la lingua madre. Ecco, la fase che stiamo vivendo è una fase più matura, in cui appunto si è arrivati a concepire con la progressione anche della stessa metapolitica identitaria e federalista, un'Italia che pur diciamo così sostenendosi su un uso capillare e coscienziosamente evoluto della lingua italiana dalle Alpi alla Sicilia, promuove appunto il parallelo sviluppo della lingua madre. Del resto, appunto, abbiamo detto diverse volte, il dialetto è legato alla mamma e la lingua nazionale, l'idioma, il linguaggio è legato al papà.
non possiamo, i genitori ci vogliono tutti e due, il papà e la mamma, non genitore 1, genitore 2, e quindi non puoi uccidere il papà per favorire la mamma e non puoi uccidere la mamma per favorire il papà. Si chiamerebbe complesso di Edipo e va a finire molto male, ve l'assicuro. Allora bisogna promuovere contemporaneamente, sostanziosamente, in senso bilingue e ovviamente trilingue con la lingua straniera. È possibile fin da bambini, non esistono degli ostacoli da questo punto di vista, ce lo dicono anche gli educatori, ma promuovere sicuramente le lingue le regionali e le lingue locali in maniera tale, scolastica, in maniera tale appunto da sviluppare in ciascuno di noi l'esercizio completo di queste facoltà, libere facoltà di parlare come si vuole, ecco, come si vuole all'interno di una dimensione che è pur sempre la dimensione nazionale, perché è evidente che prendiamo il caso dello spagnolo. Io adesso ho studiato anche un po' di dialettologia spagnola, ma ovviamente non la posso conoscere come la dialettologia italiana, ma l'universo spagnolo mantiene una sua coerenza interna che è difficile da violare rispetto al mondo italiano, nonostante le due lingue siano abbastanza simili. Ecco, ovviamente come tutti sanno la lingua spagnola è più legata al latino, e questo perché evidentemente vicino a Roma ci si è evoluti per una forma quasi meccanica, no? Di liberazione, mentre lontano da Roma si è più legati a quello che è stato imposto da Roma, cioè l'antico latino. Ma è anche questo è un discorso da rifare con calma. Quindi ora le lingue locali stanno vivendo una particolare fase, abbiamo visto Topolino in milanese, in fiorentino, eccetera, eccetera, che è una fase comunque di crescita nonostante numericamente sicuramente i giovani facciano fatica a parlarli. Ma come in uno scrigno prezioso, nonostante tutto quello che abbiamo detto all'inizio della trasmissione, anche nel mondo giovanile c'è chi riesce a a salvare il salvabile, e sono sicuro che in futuro non moriranno mai i registri dialettali, non moriranno mai. Sono sicuro che in futuro potranno essere rivalutati in forma nuova, in forma inedita, di cui forse non pensiamo neanche esattamente l'esito, proprio perché non abbiamo, come dicevo poco fa, la precognizione. Ma l'importante è capire appunto che in ciascuno di quei mondi c'è un universo preziosissimo di conoscenze, di palpabile, più o meno palpabile profondità del pensiero, che appunto deve aiutare a migliorare il mondo in tutte le zone del pianeta, perché poi il problema dei cosiddetti dialetti esiste dappertutto, non è che si salva la Nuova Guinea o il Perù, cioè è ovvio, evidente che i territori nella loro micro regionalità continueranno a conservare una forma diversa rispetto al resto, quindi quello che viene chiamato idioletto per chi frequenta la linguistica scientifica. Quindi certamente in questa terza fase abbiamo detto, quindi una primissima, ma recupero in sintesi il discorso, una primissima fase quasi di polemica e sfida di impostazione marxista o popolare in senso sbagliato. Una seconda fase di liberazione totale, frontale, di sfida nei confronti della lingua paterna, e una terza fase di ricomposizione del discorso anche attraverso nuove forme di utilizzo di codici e di utilizzo della comunicazione, come appunto internet, Wikimedia, Wikipedia, i social. Sui social vedo per esempio alcune frange giovanili riuscire a divulgare. Ho qui nella mente in questo momento le scene di una ragazza veneta e di una ragazza bergamasca, ma anche di una ragazza piemontese
che perlomeno parla di proverbi o di termini usati nel piemontese. No, cito 3, ma potrei citare anche altri, laddove evidentemente e paradossalmente lo spacchettamento del mondo causato dai social, ritroviamo su questo concetto anche da TikTok, che viene molto amato dai giovani, permette comunque anche il recupero di straforo, ma insomma ciò che butti dalla porta rientra dalla finestra, il recupero proprio anche del registro dialettale come forma di espressione, con tantissime visualizzazioni, che sono visualizzazioni per la magia, magari un po' perversa, ma pur sempre magia, dei social, che vengono fornite anche da regioni lontane da quella del parlante in lingua locale, per interesse, per curiosità, perché appunto siamo in una dimensione di nuova osmosi collettiva, in cui nel tempo stesso in cui possiamo riconoscerci all'interno di una comunità nazionale che resiste, di forme nuove, ma resiste e si esprime con forza, non fosse altro anche contro il mondialismo, eccetera, ma riusciamo lo stesso a coltivare anche la dimensione locale, che è sicuramente importante e interessante, e andrà a tradursi probabilmente in futuro a un esercizio istituzionale, perché poi saranno, secondo me, le istituzioni stesse, mi capite, che vorranno reimpostare il discorso all'interno della statualità, un po' come succede in Svizzera o in Germania, no? Lasciando la possibilità ad ogni cantone, quindi ad ogni regione in Italia, di ristrutturare la dimensione della cultura popolare regionale e locale. Ecco, questo è un livello di maturità che certo non è facile da raggiungere, ma le cose importanti, le cose belle e giuste, come vi dicevo poco fa per la bilancia, costano fatica, sofferenza, ripensamenti, bisogna lottare per riuscire ad ottenere quel determinato risultato, che non è mai quello facile del primo approccio al problema. Se cediamo, noi buttiamo a mare tutto quella che è, diciamo così, la compartecipazione col resto della civiltà nazionale. È un atteggiamento un po' infantile, me lo permettete? Cioè, io lo posso dire proprio sulla base della sincerità del mio leghismo, perché se non fossi leghista e non fossi liberale, io sono liberal leghista, ricordiamolo sempre, lo ricordo sempre. Sulla base di questa cosa io posso permettermi di dire quello che sto dicendo. Ecco, è infantile l'atteggiamento del buttare tutto a mare, buttare il bambino con l'acqua sporca. È infantile. Dobbiamo recuperare il senso ultimo della pazienza, no? Dicevo qualche anno fa, la nostra santa principale, no? Dopo la Maria del Rosario, che dicevo prima, è Santa Pazienza. E la santa pazienza ci permette perfino di amare quello che di primo acchito non ci piaceva, di fronte al quale provavamo vomito o nausea. Certo, questo ha un limite, è il limite della civiltà, è il limite evidentemente di un'impossibilità di sopprimere le radici stesse della nostra civiltà, quali alcune forze vorrebbero condurci. Questo è evidente. Ecco allora che diventa a questo punto di primaria importanza rispetto, diciamo, al discorso del registro linguistico, quello del registro religioso e metapolitico, no? Non lasciamoci soffocare. Quindi questi personaggi, che sono anche emersi in alcuni movimenti politici della complessa galassia di destra, hanno le loro ragioni, perché in questo momento è più grave il problema del difenderci da una civiltà e da un uso della religione di un'altra religione sbagliato, che pensare, ecco, a tutto il resto, anche se vi assicuro che ogni sera io sul mio diario
scrivo una riflessione sul federalismo, perché certo il federalismo è la sostanza stessa della vita, dell'amore, delle cose, della società. I mondi perduti. Vi dicevo, i mondi perduti sono i luoghi un po' della fantasia. Un grande scrittore, Massimo Centini, che abbiamo avuto l'onore di intervistare, ha scritto un libro su questi mondi perduti. Quali possono essere i mondi perduti dell'immaginazione? Il regno di Agartha, quello del sottosuolo, che è stato oggetto di un certo tipo di esoterismo. L'ultima Thule è appunto quel grande nord che in qualche modo diciamo abbiamo coltivato come alternativa a proposte che arrivavano da un sud del mondo che non ci apparteneva. Però attenzione, questi mondi perduti non sono politici, non hanno poco a che fare con la politica, hanno a che fare con l'immaginario mentale, naturalmente. Il regno di Agartha del sottosuolo. Chi conosce l'esoterismo conosce bene tutte queste realtà di cui stiamo parlando e che magistralmente appunto Centini tratteggia, Massimo Torinese tratteggia nel suo libro, no? Un'altra questione è quella della correlazione fra spazio e tempo, che alcuni film, anche alcune produzioni hanno dimostrato essere valido, appunto, e che Einstein ha tradotto in discorso scientifico. Sono mondi perduti di base popolare, cioè, vi sembrerà un'eresia quello che vi dico, ma il mondo popolare, e quindi anche il mondo popolare italiano, ci è arrivato prima della scienza, prima della cultura strettamente esoterica e un po' radical chic. Ci è arrivato prima perché l'intuizione di alcune cose che ci appaiono o lontane dalla realtà o contrastanti con la logica, in realtà appartengono a questo sesto senso che è di natura popolare e che ci permette appunto di conoscere quello che né la storia, né la filosofia, né la scienza sono in grado di partorire, perché sono proprio troppo, pur le esercito anch'io, è ovvio, ma sono purtroppo figlie di una dimensione troppo colta, no? Che lascia perdere l'immaginazione, la fantasia. La fantasia non è un allontanarsi dalla realtà, ma vedere la realtà sotto una luce che non è quella della ragione pura, come sostenevano gli illuministi, e che ci permette quindi di raggiungere alcune zone attraverso le quali noi cogliamo meglio il senso ultimo della realtà stessa, appunto, no? Adesso, senza fare discorsi folli o paranoici che appartengono a un'impostazione che sento dal grandissimo, simpaticissimo, adorabile anche Red Ronnie. Alcune cose sono vere e giuste, quelle che dice Red, ha ragione, ma altre mi sembrano un po' buttate lì, attraverso alcuni personaggi che lui intervista. Sono tutti simpaticissimi questi personaggi, però partono un po' troppo per la tangente. Certo, l'approccio anche al mondo dell'immaginario, quindi ai cosiddetti mondi perduti, va sempre misurato con l'intelligenza, con la sperimentazione, e in questo Massimo Centini è sicuramente un maestro, da bravo torinese. Come la cultura piemontese ci ha abituato a interessarci di cose che sembrano assurde, irreali, ma con la forza della ragione giusta, non di quella illuminista, ma sicuramente di una ragione evoluta, di una logica stringente, naturalmente, no? Quindi sono tutti fattori che ci aiutano a capire il senso ultimo delle cose e della realtà, come anche la questione dell'ufologia. L'ufologia appartiene a quella dimensione di confini della realtà che va vagliata, è ovvio, no? C'è tanta cialtroneria, c'è tante cose errate, però
la nostra immaginazione, quindi questi mondi perduti dell'immaginario popolare, ci fanno arrivare laddove Margherita Hack non c'è arrivata, perché la Margherita Hack sosteneva che non ci fossero possibilità di parlare, scarsa possibilità che dei mondi lontani abitati da persone viventi raggiungessero i nostri. E qui mi fermo. Emma ed Elisa, siamo agli ultimi minuti. Emma piange per la flottiglia, testuali parole: adesso che la flottiglia non può più arrivare a Gaza, pensateci voi. Ecco, il pianto è spontaneo, quindi diciamo così va capito, ecco. Però la dimensione teatrale del pianto mal si combina con un giudizio politico tranchant, come quello appunto espresso, sì, che rispettiamo ma assolutamente non condividiamo, dalla bravissima cantante Elisa. Mentre Emma Marrone intendo, tenete conto che le due cantanti vengono, a proposito di linguaggi che compongono l'intera nazione, vengono da due poli opposti. Il famoso nord-est, citato in una sua canzone di Elisa, e il Salento, poi si è toscanizzata la Emma, ma comunque l'origine e le radici sono il Salento, quindi nell'estremo sud-est. Emma piange perché è stata malata, perché durante il concerto si lascia andare appunto a una forma di sfogo che appare più personale e forse magari rispetto a quello di Elisa fin troppo personale, no? Elisa sceglie il registro politico-sociale, Emma si chiude in se stessa, come dire: io ho sofferto troppo, adesso sono guarita, gioisco, lasciatemi godere. Ecco, queste due realtà sono in effetti complementari e quindi vanno non accettate, perché è ovvio che anche nell'atteggiamento di Emma c'è una teatralità un po' narcisistica, me la si conceda, bravissima e deliziosa. Io adoro comunque dal punto di vista musicale tutte e due, veramente due ragazze, chiamiamole ragazze, non sono proprio più imberbi, cresciute, ma sì, bravissime, tutte e due di una straordinaria bravura. Però appunto estremizzando questo discorso nel privato o nel politico pubblico rischiano di scivolare in un atteggiamento che non sempre anche la cultura popolare più evoluta è in grado di digerire fino in fondo. Grazie a tutti, grazie soprattutto alla nostra bravissima Sveva, un grande abbraccio e soprattutto Venezia risorga Venezia per sempre, a risentirci. Avete ascoltato Cultura e Arte con il professore Andrea Rognoni.